È datato metà anni 2000 il progetto per uccidere l'attuale procuratore aggiunto di Palermo Teresa Principato, certamente prima dell'arresto avvenuto nel novembre del 2006 in una zona di campagna nei pressi di Favara di Maurizio Di Gati, ex barbiere di Racalmuto, divenuto, sia pure per un breve periodo, capo di Cosa Nostra della provincia di Agrigento. È lui stesso, oggi pentito, a rivelarlo ai magistrati della DDA di Palermo, raccontando che da Trapani era arrivata ad Agrigento una richiesta di collaborazione per l'esecuzione di un attentato da compiere a Naro, paese d'origine del magistrato. Il boss Leo Sutera, arrestato nel Blitz Nuova Cupola, fece sapere ai boss trapanesi che Cosa Nostra Agrigentina non gradiva gesti eclatanti nel suo territorio, garantendo comunque il massimo appoggio e sostegno e suggerendo di compiere l'attentato al confine con la provincia di Trapani. Per gli investigatori l'ulteriore conferma della volontà della mafia trapanese, con in testa il superlatitante Matteo Messina Denaro, di chiudere i conti con Teresa Principato, che nelle settimane scorse ha coordinato un'inchiesta Eden che ha fatto ulteriore terra bruciata attorno alla Primula Rossa, arrestando stretti familiari e fiancheggiatori. Intanto, a proposito del processo Nuova Cupola, scaturito dall'omonima operazione del giugno 2012, finisce sotto inchiesta un altro imprenditore che ha ritrattato una sua testimonianza in serie di indagini preliminari. Si tratta di Filippo Fratacci di Porto Empedocle, chiamato a deporre nel processo che si celebra nell'aula bunker del carcere Petruse di Agrigento. L'uomo ha negato di avere sottoscritto un verbale davanti agli agenti della squadra mobile con il quale affermava di sapere che l'imputato Maurizio Romeo è persona di rispetto perché vicina al boss Gerlandino Messina. Immediata è scattata l'attività del pubblico ministero d'udienza, il PM Rita Fulantelli, che ha chiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio per procedere contro il testimone per i reati di calunnia e falsa testimonianza. Altri testi hanno rischiato l'incriminazione. Ad inizio d'udienza il tribunale, presieduto dal giudice Luisa Turco, ha dichiarato il non doversi procedere per morte dell'imputato con esplicito riferimento a Rosario Bellavia, l'agente di polizia penitenziaria di Siculiana accusato di mafia, morto suicida in cella il 23 dicembre scorso.